Nuovo appuntamento di Fiere dintorni con quella che è la 11ª edizione di Progetto Fuoco. Questo è l'anno 2018, sono ormai quasi 20 anni che il fuoco tiene banco all'interno di questi stati generali in cui si danno appuntamento tutti i principali players per la presentazione di quelle che sono le tecnologie e le novità in termini di design per stufe, caminetti e riscaldamento da biomasse. I temi fondamentali sono tecnologia, ambiente, efficientamento, tutto quanto all'insegna di un parametro, il fuoco, che terrà assolutamente le redini di questa manifestazione. Progetto Fuoco è la mostra più importante forse al mondo, sicuramente d'Europa, in questo settore. E la valenza di questa manifestazione è che insieme alle collaborazioni con i vari enti tipo AIA, Cosma, per quanto riguarda le politiche agroforestali e i fumi, siamo riusciti a coinvolgere in progetti innovativi che continuano a progredire in maniera molto interessante e innovativa. Tutte le aziende continuano a chiedere maggior spazio e continuano a venire da questa manifestazione. Progetto Fuoco 2018, 11 edizioni, la manifestazione dimostra già le sue prime battute un grandissimo successo. Questa è la manifestazione più importante al mondo dedicata al riscaldamento a legna e pellet. Lo dicono i numeri, le imprese sono 782, 115.000 metri di superficie espositiva occupata su 7 padiglioni, insomma i numeri di una grande mostra. I primi segnali sono di una conferma, di risultati estremamente positivi. Ovviamente tutto questo esiste perché è stato fatto un lavoro di sensibilizzazione, di promozione di questo mercato, che è poi il principale compito di noi organizzatori, cioè fare un'azione di comunicazione e di promozione affinché ci sia sempre di più una sensibilità verso il mercato, in questo caso del riscaldamento a legna e pellet. Queste iniziative sono studiate anche per sviluppare la domanda e l'interesse verso il nostro mercato. Una di queste si chiama Progetto Cuoco, gioca sul nome della manifestazione e dà visibilità ad uno dei prodotti più interessanti presenti in fiera, che è quello delle cucine a legna. Una nicchia di mercato che sta piacendo e sulla quale noi abbiamo voluto mettere questo focus. Un'esposizione che, come ho detto, è divisa in 7 padiglioni e quindi comprende nei padiglioni 2 e 3 i grandi impianti a biomassa e il combustibile, quindi il pellet, il cippato e tutti i produttori e importatori di questi materiali. Stufe, caminetti, cucine nei padiglioni 4, 5, 6 e 7 perché sono i padiglioni dotati dell'impianto di estrazione fumi, il che significa che qui si vedono le stufe funzionanti. Mentre nel padiglione 9 ci sono le canne fumarie e la componentistica e gli accessori.
Abbiamo anche un'altra iniziativa sull'area esterna, la parte a monte di questa filiera, le macchine per la prima lavorazione del legno, quindi le macchine spaccalegna e le macchine cippatrici e pellettatrici che consentono di preparare quello che poi è il combustibile naturale di queste macchine. C'è un programma, un palinsesto di convegni enorme che va a colpire tutti gli utenti interessati, che sono i rivenditori, quindi la forza vendita, ma anche i progettisti, gli architetti, gli installatori. Questo è un settore sano, un settore vero, quindi il futuro deve andare in questa direzione, verso un continuo rinnovo tecnologico. E dal punto di vista poi puramente della manifestazione, confermare il fatto che questa è la manifestazione più importante al mondo e noi ovviamente dobbiamo difenderla, questa leadership. Un mercato che si evolve, e verso quale direzione si sta volgendo, visto che siamo nell'anno 2018 all'interno di Progetto Fuoco? È un mercato che chiede prodotti sempre più innovativi, sempre più tecnologici e sempre più efficienti. Oggi ci muoviamo con prodotti che possono essere installati in un punto dell'abitazione, scaldare tutta l'abitazione attraverso la distribuzione o dell'aria o dell'acqua calda. In più sono prodotti che uniscono una grande tecnologia perché sono interamente gestibili da un'applicazione nel proprio cellulare, per cui comodamente seduti sul divano o da fuori casa possiamo decidere come farli funzionare e quanto calore avere in casa. Una novità presentata, una delle tante all'interno di questo ampio mondo verde e sostenibile di Palazzetti, è questa struttura, io la chiamerei così, questo sistema che abbiamo alle nostre spalle. Alle nostre spalle abbiamo un bellissimo focolare, un camino molto nuovo, efficiente, è stato studiato nei dettagli tutto il design sia all'interno del focolare che la parte esterna. La parte esterna ospita 2 portalegna che sono integrabili nella struttura del camino e 2 bocchette nuovissime da cui esce l'aria calda e che però ospitano anche l'illuminazione della cappa stessa. Questo è un prodotto molto interessante perché può essere usato solo nella stanza all'interno del quale è riposto oppure può scaldare tutta la casa portando l'aria calda negli altri ambienti. L'altra cosa molto interessante è che appunto grazie all'applicazione posso scegliere se alzare o abbassare la portina direttamente dal cellulare, far andare l'aria calda nelle altre stanze o addirittura regolare la fiamma, quindi se voglio la fiamma più alta o più bassa lo decido comodamente seduta sul divano grazie all'applicazione. Per coloro che invece amano un classico, quale deve essere l'offerta e quale deve essere il prodotto? Noi abbiamo presentato in questa fiera la stufa Elsa, è una stufa interamente in ceramica, ricorda i design delle vecchie stufe, l'abbiamo solo un po' attualizzata e anche in questo caso abbiamo unito la possibilità di scaldare tutta la casa e di gestire la stufa comodamente dal cellulare, quindi tradizione, memoria ma anche innovazione e attualità ai nostri giorni. Noi abbiamo mantenuto comunque la possibilità di gestire la stufa manualmente. Chi desidera qualcosa di più evoluto può scegliere l'applicazione. Devo dire che siamo sommersi da richieste di persone che vogliono usare l'applicazione anche a tutte le età. Questo è veramente incredibile, molto semplice, molto intuitiva. Chi è più allergico a questo tipo di tecnologie però può tranquillamente governare la stufa manualmente. Il futuro per quanto riguarda il fuoco, il vostro fuoco, quello che voi proponete, visto che si deve essere sempre all'avanguardia.
Noi vediamo comunque questa integrazione tra design, tecnologia e memoria, questo è molto importante. Il fuoco risveglia in noi un sacco di ricordi piacevoli, fortunatamente, e un sacco di bei momenti. Rimane un punto aggregante della casa, deve essere bello, sempre più bello e sempre più facile da usare direttamente, quindi il fuoco deve essere nelle nostre mani e poi deve essere sempre più efficiente, assolutamente. Sostenibilità. Noi come altre aziende del settore abbiamo aderito alla certificazione Aria Pulita, che è un'etichetta che certifica per il consumatore il fatto che questi prodotti siano molto efficienti e senza emissioni nocive. Il mercato va in questa direzione, noi sosteniamo questa politica e quindi chiediamo ai nostri clienti di scegliere prodotti etichettati Aria Pulita per essere sicuri di prendere un prodotto efficiente e non inquinante. E soprattutto che cosa va a risolvere all'interno di questo settore? L'azienda Zamperoni nasce nel 1980 da mio papà, ha deciso di fondare una sua azienda per una passione personale, ha studiato da solo, si è comprato i torni e ha cercato di fare i pezzi finché non ci è riuscito. Siamo partiti da un'officina molto piccola costituita da mio papà e da un altro operaio che lavora con lui appunto da 30 anni, partendo da meccanica di precisione, torni, frese, fino ad arrivare al settore odontotecnico per finire nel 2008 con l'idea di mio padre di entrare nel settore del pellet. Mancava la risposta di mercato di un componente che era per l'appunto la coclea, quindi mio papà ha adattato i macchinari che aveva per la costruzione di determinati componenti che poi hanno costituito il prodotto finale, la coclea. Partendo da una coclea molto piccola fino ad arrivare a quella che vedete alle mie spalle, la più alta presentata quest'anno in fiera Progetto Fuoco, alta 6 metri. Quando si ha una stufa a pellet, trasportare il pellet da una parte all'altra è una cosa assai scomoda e per questo mancavate voi. Può sembrare assurdo, però i sacchetti di pellet per persone magari più anziane sono pesanti da portare. Risulta difficile caricare ogni ora, ogni 2, ogni 3 o un serbatoio di una caldaia o un serbatoio di una stufa, quindi ci sono arrivate numerose richieste di svariate lunghezze e misure per creare appunto delle cocche che ci trasportassero il pellet da un serbatoio molto capiente a una stufa o una caldaia. Nascono i primi prodotti che poi sono stati sviluppati in cocle vere e proprie fino al colosso dietro di me. Quali caratteristiche devono avere deve avere questa componentistica per risultare eccellente per l'utilizzatore? Deve lavorare in verticale senza mangiare il pellet, vale a dire il pellet parte del serbatoio, arriva alla camera di combustione o della stufa o della caldaia integro, non deve arrivare in segatura, e questo problema è stato risolto da mio papà tramite un segreto. Possono lavorare anche in inclinazione, l'importante è che non si lavorino in orizzontale perché questo per l'appunto non siamo riusciti a risolverlo. Devono avere una spirale di buona qualità ed un perno lavorato in una determinata maniera. Con un semplice clic si può azionare o addirittura con dei sensori si possono inserire degli orari a cui il motore viene azionato e viene spento in maniera automatica, in maniera che si carichi il pellet da solo senza travasarlo ogni volta. Ci hanno chiesto una coclea da 18 metri, adesso vediamo se ce la facciamo.
qualsiasi misura, lunghezza, diametro, mio papà lo può fare, fa il disegno, lo progetta, vede quale motore può andare bene, quale diametro, e propone poi al cliente la sua proposta. Difficoltà nell'applicazione di questa meccanica all'interno del proprio impianto. Quelle più piccoline, da 2 metri, sono facili, insomma, si montano facilmente, non pesano molto. Quella da 6 metri ci hanno messo un po' di tempo perché comunque pesa, c'è stato bisogno di una piattaforma elevatrice. Perché utilizzare una meccanica di questo tipo per la propria stufa a pellet? È comodo, c'è poco da fare, è comodo, è easy, è molto semplice, non si fa fatica, si schiaccia un bottone e basta. www.zamperoni.it e lì trovate tutti i nostri prodotti. Expo Security, la fiera adriatica della sicurezza, il 18 e 19 maggio 2018, nella meravigliosa location dell'Aurum di Pescara. Tutte le novità e le innovazioni con i migliori brand nazionali del settore sicurezza. Esposizione, seminari, workshop, convegni e business per un futuro senza rischi. Il 18 e 19 maggio, Aurum Pescara, dalle 9 alle 19. Expo Security, la fiera della sicurezza del centro-sud Italia, ti aspetta. Trovaci e registrati su exposecurity.it. Seguici sui nostri canali social. La CNA di Pescara presenta la fiera nazionale più esclusiva su Fashion Wedding, Pescara Sposi 2018. Il 13 e 14 ottobre presso il Polo Espositivo Marina di Pescara. Un sabato e una domenica dedicati al wedding planning, le migliori aziende del settore wedding, show e music performance, Total Look by Bella e momenti d'alta moda. Fiera Nazionale Pescara Sposi 13 e 14 ottobre 2018. Polo Espositivo Marina di Pescara. Trovaci e registrati su fierapescarasposi.it. Seguici sui nostri canali social. Come nasce la Tecnometal e soprattutto come entra in questo segmento di mercato? Tecnometal nasce perché a un'età abbastanza giovane mi sono deciso a mettermi in proprio e quindi sono nato come fabbro. Poi c'è sempre questa componentistica che praticamente nella testa di una persona, cercando sempre il plus ultra, insomma, come ti posso dire, cioè non mi accontentavo di quello che facevo e quindi chiedevo sempre di più alla mia, mente, alla mia persona. Nel 1997 ho visto che questo settore qua era un settore tecnologicamente in progressione e quindi mi sono dedicato a fare questo lavoro che effettivamente ci ha dato dei bei risultati. Componentistica per la fumisteria. Un impianto che debba essere fatto alla perfezione bisogna costruirlo in un modo eccellente, con componenti, con macchine tecnologicamente avanzate per fare questi, chiamiamoli accessori perché in gergo noi li chiamiamo accessori. C'è questa evoluzione che ti costringe ogni volta ad andare sempre più avanti, sempre più avanti, sempre più avanti, tecnologicamente. La componentistica deve essere costruita in un modo perfetto perché sennò il mercato ti abbandona.
le caratteristiche dei componenti? Allora, che caratteristiche devono avere per risultare vincenti? devono essere di qualità eccelsa, devono avere la qualità del prodotto, quindi di conseguenza le certificazioni, quello che richiede la certificazione, la 1856/1, la 1856/2, il materiale corrispondente, quindi l'AISI 316 o l'AISI 304, e di conseguenza costruire, come ripeto, in un modo preciso, perché se no non ti perdona, il mercato non ti perdona. Rapporto qualità-prezzo deve essere? Il rapporto qualità-prezzo non ne discutiamo per niente, perché la nostra qualità è ottima e i prezzi sono competitivitissimi. Il nostro mercato attuale è il centro Italia, è l'utilizzatore, che è il commerciante di materiale edile. Siamo venuti qua in fiera a Verona proprio per far capire che noi abbiamo voglia ancora di crescere. Quindi cercare il mercato del nord, che è un mercato veramente buono e ampio, e ovviamente cercare di creare un discorso anche di mercato estero. Se io lo dovessi chiedere oggi Tecnometal nella fumisteria è, con poche parole? Siamo un'azienda non molto grande, perché abbiamo circa 15 persone al lavoro. Siamo un'azienda che va a cercare il prodotto, la qualità, cerchiamo di essere più convincenti possibili sotto questo fronte. Della qualità per questo mercato che attende soltanto un'adeguata canna fumaria. Io darei un sito di riferimento per poter accedere a tutte quelle che sono i vostri prodotti. Il nostro sito è www.tecnometaltubi.com. Nordica Extra Flames da 50 anni riscalda la vita, il payoff dell'azienda, esprime un pochettino tutto. I valori, tradizione, è indubbio che nella nostra produzione c'è tutta la tradizione italiana, ma c'è tutta la tradizione di questo prodotto che oggi ha preso un risvolto internazionale. La sostenibilità è sicuramente uno dei nostri primi obiettivi. Se in passato l'obiettivo primario era quello di adeguare un design a quelli che erano i mercati ipotetici per la vendita di quel prodotto, oggi il primo obiettivo è sicuramente avere le performance del prodotto che ti diano dei risultati molto importanti anche alla luce di quelle che sono e saranno le nuove direttive, che vedono giustamente una strada tracciata verso basse emissioni ed alti rendimenti. Oggi ci presentiamo con parecchi modelli nuovi di prodotti che sono rivolti ad un parco di clienti molto eterogeneo. Abbiamo delle novità importanti sulle cucine a legna, abbiamo delle novità importantissime sui camini, sulle stufe e soprattutto sui prodotti a pellet. Ritorno alla cucina a legna, ma in uno stile moderno, lo stile nordica, è un po' un perfetto mix. Quali sono le caratteristiche che le cucine devono avere, così come i prodotti nordica? La cucina deve mantenere quella che per tradizione è la cosa più importante, quindi l'efficienza del forno. La cosa più importante è curare quelli che sono gli elementi fondamentali, quelli che sono
quelle che sono le ragioni per cui una persona vuole comprare, vuole cucinare in un prodotto del genere. Quindi forno efficiente, e devo dire che abbiamo dei forni che raggiungono in maniera omogenea i 250 gradi senza nessun problema, mantenendo un consumo ridotto del combustibile e soprattutto permettendoti di usarlo anche in condizioni che propriamente non avrebbero bisogno di un riscaldamento. Quindi mi viene in mente in un periodo primaverile o addirittura estivo, dove accendere la cucina a legna ti può creare qualche disagio per il caldo che produce. Ecco, si riesce a regolare bene la temperatura portando quasi tutto il caldo verso o la piastra di cottura oppure verso il forno, senza rilasciarlo troppo in ambiente. Ecco, novità anche per quanto riguarda il riscaldamento, quindi la fiamma. C'è una varietà di prodotti con delle funzionalità diverse, delle prestazioni diverse proprio a favore di tutti i mercati che tocchiamo, che sono in particolar modo europei, ma cominciano ad essere anche al di fuori dell'Europa. Il prodotto a lei più caro è quello che presenterebbe a tutti come il suo vessillo. Non posso dimenticare tutta la gamma delle stufe a pellet che per primi siamo stati tra i primi ad introdurre nel mercato italiano con grosse soddisfazioni. Lo sviluppo che abbiamo avuto nel pellet è stato uno sviluppo molto importante, uno sviluppo che ha visto sia la parte estetica ma anche e soprattutto la parte tecnica fare dei progressi molto importanti. Poi ci sono i camini, le cucine ovviamente sono la parte a cui io sono più affezionato, ma se andiamo a vedere ci sono le nuove esecuzioni come l'esecuzione Velvet, che ha un marmo particolare che, come dice il nome stesso, al tatto ha una sensazione molto strana, una sensazione che non ti aspetti da un marmo. Futuri 50 anni, futuro di Nordica Extra Flames? Futuro di Nordica Extra Flame immagino e spero sia sempre in questo settore che sta piano piano adottando delle regole molto restrittive che condividiamo pienamente, perché ovviamente credo che la cosa più importante sia dare qualità al cliente, sia dare soprattutto un prodotto che abbia e rispecchi quelle che sono le condizioni necessarie che dobbiamo avere oggi. E poi per i prossimi 50 anni potrei dire qualcosa, poi spero che ci sia qualcun altro che prenda il mio posto. Siamo partiti 40 anni fa appunto nel settore domestico con la produzione di caldaie per il riscaldamento di piccole potenze, poi diciamo con l'esigenza del mercato il range è stato aumentato fino ad arrivare ad un prodotto industriale di alta gamma, diciamo. Quali sono le caratteristiche che hanno determinato il successo del prodotto da Alessandro Termomeccanica? Allora, diciamo la continua innovazione del prodotto è sicuramente molto importante, l'innovazione tecnologica ma anche dei processi produttivi importante. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rispettare elevati standard qualitativi.
Differenziazione del prodotto, un'altra caratteristica vincente all'interno di Ed Alessandro Termomeccanica. Sì, esatto, diciamo che abbiamo sempre cercato di accontentare più fette di mercato, le esigenze del cliente del mercato del nord Europa è molto differente dalle esigenze di un altro tipo di mercato che richiede un prodotto più semplice. Tanta qualità attestata da cosa? Abbiamo puntato sulle certificazioni che sono appunto un lascia passare per alcuni mercati anche in Italia, e abbiamo puntato sul conto termico, abbiamo realizzato prodotti appositamente per accedere a questi incentivi statali che sono molto importanti negli ultimi anni, in questo periodo. Prodotto dedicato all'industria. Come è riuscita l'azienda a sviluppare questo ulteriore ramo che tra l'altro è molto molto ampio? Questo ramo è molto importante per la D'Alessandro. I nostri prodotti vanno bene per l'utilizzo nell'industria, sia per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda l'ambito zootecnico, ma anche per quanto riguarda i processi di lavorazione industriale, perché produciamo anche caldaie a vapore e acqua surriscaldata che servono appunto per l'utilizzo di macchine in altri processi. In questa edizione stiamo presentando un nuovo modello domestico, che è il modello di caldaia verticale, che garantisce comunque un'alta efficienza, una semplicità di pulizia e di installazione in quanto comprende già tutti gli accessori di installazione, e un nuovo design anche. Il futuro? Sarebbe bello saperlo, però diciamo che l'impegno nostro è quello di andare sempre incontro alle esigenze del cliente, perché secondo me è la carta vincente, saper rispondere alle esigenze del mercato ogni volta che si presentano, perché il mercato è molto variabile, cambia molto velocemente, e noi siamo in grado comunque per il momento di andargli dietro, ecco. Oggi D'Alessandro Termomeccanica è? Qualità, innovazione e sostenibilità, mi sembrano aggettivi che rispecchiano bene il nostro modo di operare. Ungaro è sinonimo di Fluent. Fluent cosa significa e in che mondo ci troviamo esattamente? Fluent è sinonimo di ricerca per Ungaro. Da quando l'azienda è nata non ha fatto altro che sfornare brevetti. Fluent è la radice del nostro credo, perché Fluent significa fascio tubiero per lo scambio termico, significa poca acqua, significa la possibilità di utilizzare una temperatura scorrevole, quindi un generatore sempre capace di star dietro alle richieste dell'abitazione, alle richieste di calore dell'abitazione, che cambiano ogni giorno tra mattina e sera, ogni giorno in una settimana, ogni mese di una stagione, quindi non è sufficiente accendere una caldaia per fare del calore, ma capire quanto calore fare per razionalizzare il consumo di una risorsa sì rinnovabile, ma appunto preziosa. La rivoluzione è stato farlo con i prodotti a pellet, perché è una caldaia, sono dei prodotti che si installano così come si fa con una caldaia a gas, a differenza del sistema tradizionale che ha sempre bisogno di una impiantistica dedicata che occupa spazio e ovviamente richiede risorse economiche. Nel nostro caso è un prodotto, sono dei prodotti che danno la possibilità di essere installati banalmente per chi è del settore a dei collettori di riscaldamento, assicurano una risposta rapida alle esigenze di calore della casa e ovviamente, come dicevo prima, quindi ottimizzando i consumi, che è quello che poi maggiormente ci interessa. Ulteriore step all'interno del mondo ungaro è una naturale evoluzione che si chiama sistema tubo air, ovvero sia?
È stato il modo che la Ungaro ha trovato per trovare per lasciare la propria firma anche nel mercato dell'aria. Abbiamo un girofumi particolare, quindi abbiamo un triplo girofumi all'interno dei nostri prodotti ad aria che assicurano, anche in questo caso perché con Ungaro non può essere altrimenti, alti rendimenti, il miglior consumo per quanto riguarda le risorse rinnovabili e un riscaldamento questa volta locale o canalizzabile, perché su tutti quanti i nostri prodotti ad aria abbiamo delle ventole che soffiano aria all'interno del locale di installazione e c'è la possibilità anche di installare delle ulteriori ventole che possano canalizzare il calore prodotto negli altri ambienti attraverso il fluire dell'aria calda. Ecco, perché l'ideazione di questo sistema, chi ne aveva bisogno e qual è l'esigenza che si è andata a soddisfare e soprattutto a chi si rivolge? Dunque, la linea che si è creata è una linea slim principalmente, è un tipo di riscaldamento che si propone a delle superfici più ridotte rispetto a delle case più grandi, quindi stiamo parlando di case fino ai 90-100 metri quadri. E ovviamente in spazi così ridotti c'è bisogno di offrire delle soluzioni che occupino poco spazio e questa è la nostra mission in questo senso. Sono delle macchine che hanno 32 cm di spessore o giù di lì, delle installazioni che sono possibili da fare quasi attaccate al muro. Io da tecnico insomma mi mantengo sempre un piccolo margine, chiaramente per quanto è necessario i collegamenti, però sono delle macchine che poi dal fronte possono essere completamente manutenute, quindi non richiedono alcuno spazio aggiuntivo. Se c'è poco spazio noi entriamo, non c'è nessun problema e facciamo tutto il calore di cui c'è bisogno. L'ultima frontiera di Ungaro è una frontiera che guarda un futuro prossimo ed è un progetto di cogenerazione. Di che cosa parliamo esattamente? Riprendo un po' un logo di qualche tempo fa sulle nostre magliette che era Ungaro ci bolle il cervello. In effetti c'è un cervello che non riposa mai e la frontiera che abbiamo individuato in questo momento è quello oltre la produzione termica della quale ormai siamo esperti, prendo questa immodestia. Abbiamo cercato di varcare la soglia della produzione di energia elettrica attraverso una caldaia che faccia contemporaneamente, quindi chiaramente riscaldamento per gli ambienti e energia elettrica. Stiamo sfruttando delle energie per quanto più possibile, come dire, a chilometro zero, quindi abbiamo un generatore che promette di isolare la casa da altre fonti energetiche, perché attraverso l'utilizzo del pellet, quindi una risorsa rinnovabile, riusciamo a produrre il calore che è necessario e l'energia elettrica di cui ha bisogno una batteria che viene allegata al prodotto, che viene caricata e poi utilizzata secondo i fabbisogni dell'abitazione. Per essere ancora più sostenibili, il progetto è prossimo al futuro. Quali sono i punti critici, punti a favore e punti a disfavore della realizzazione di questo progetto, diciamo a pieno regime? Ovviamente non sarà un prodotto, come dire, la prima cosa che mi viene in mente come negativo è che sarà sicuramente un prodotto non a larghissima diffusione, perché sicuramente il listino non sarà dei più accessibili. Qui stiamo parlando dell'insieme del top per quanto ci riguarda per la parte termica e soprattutto per la componente elettrica, quindi non sarà su larga scala, sarà un prodotto tagliato su misura su delle esigenze particolari. Mi viene in mente un utilizzo in emergenza in zone in cui possa essere vietata per qualche motivo l'utilizzo dell'energia elettrica. Con un prodotto, una batteria già carica, la macchina riesce a vivere già da sola, quindi riesce a mangiare tra virgolette l'energia prodotta, che poi si autoproduce da sola, quindi scaricandola dalle batterie che ha appena caricato, e in più ovviamente offrire quell'energia elettrica che è necessaria alle utenze delle quali ormai abbiamo piene le tasche, nel senso che abbiamo il cellulare sempre in tasca che va ricaricato, anche il computer, abbiamo qualsiasi strumento che va ricaricato, e in questo senso riusciamo a offrire, oltre al calore, la possibilità con dei costi ridotti di produrre anche quell'energia che ci serve ormai per le nostre abitudini cambiate.
dal 1999, dopo 11 edizioni fino ad arrivare al 2018, Progetto Fuoco non tradisce mai le aspettative di tutti coloro che vogliono fare ingresso all'interno di un settore che è quello del riscaldamento e dell'energia proveniente dalla combustione del legno, di tutti quelli che sono gli impianti, le tecnologie, il design ad essi afferenti, e quindi anche questa edizione, quella 2018 di questo Progetto Fuoco, supera ogni aspettativa. Oltre 70.000 visitatori, 7 padiglioni impegnati, 115.000 i metri quadrati setacciati per scoprire tutte le novità di un comparto che segna con il più quello che è l'aumento e l'eccellenza di un Made in Italy portato con il fuoco in tutto il mondo. E noi vi rimandiamo alla 12ª edizione nel 2020. Questo è Progetto Fuoco e questo è Fiere Dintorni, che amplifica per voi in maniera calda il mondo al cubo.